Nostra isola, torniamo qua a Meana Sardo e mi fate un bel applauso per questo vostro figliolo che inizia a suonare l'organetto di Antonio circa 10 anni fa. Beh, la sua passione affonda le radici all'interno del gruppo Folcola, dove lui comunque è anche un ballerino. Per un anno viene seguito da un grande maestro che si chiama Giacomo Crobu. Poi piano piano da autodidatta apprende anche alcuni segreti e alcuni passaggi particolari e soprattutto di quelli che fanno parte del repertorio della tipicità vostra, quindi dei balli di Meana Sardo, e si fa accompagnare da una coppia, e così, sempre del gruppo folk di Meana. Prego, mi fate un applauso a Marco e mi fate un applauso a questa bella giovane coppia. Quanta bella gente, ma avevamo bisogno di una piazza così. Mi chiedevano alcuni di voi, però io non so dare le risposte, ho una risposta certa, se in chiusura si poteva fare un ballo comunitario. Si può? Non lo so, bisognerebbe chiedere. Anche 2 o 30 addirittura mi dicono, quindi evidentemente il ballo da piazza, che è poi il sigillo alla festa, lo si farà qua a Meana. Ci presenti? Serio e allegro con noi, ma soprattutto per voi, Marco Urru.
Marco Urru e questa bella giovane coppia di Meana Sardo. Marco, magari ti riaspettiamo un po' più tardi. Ah, grazie. Vorrei un applauso per chi stasera con molta delicatezza ha creato il cordone sanitario, cioè ha fatto sì che all'interno di questa piazza entrassero quelle persone che hanno ricevuto il primo vaccino, sono immuni o hanno un tampone e sono di Meana, sono le amiche della AVS, è giusto? Mi fate un applauso? Grazie veramente di cuore. Queste sono figure che piano piano ci dovremo abituare ad incontrare all'interno delle manifestazioni per la nostra sicurezza, attenzione. Allora, qua se la ridono, mi auguro non alle mie spalle. Intanto vi chiedo un applauso per Giampaolo Melis, Fabio Puddu. Giampaolo sono paesani di Teti e più o meno, anche se Fabio ha iniziato dopo il suo percorso artistico-musicale, le strade poi si sono incrociate. Il nostro Giampaolo, che inizia a suonare quando era ancora giovanissimo, e poi avendo il Massimo Pizzalis, il suo paesano, allora la sua vita artistica va veramente ad incrociare con quella di Massimo, lo accompagna in tantissimi spettacoli, è diventato un bel maestro di organetto, accompagna tantissimi gruppi e poi piano piano emerge anche la figura di questo giovanissimo cantante. Ah, che bello! Noi in locutor, in baronia lo chiamiamo su cantadores. Cantante va bene lo stesso, l'importante è che lo faccia in limba. Appassionato da giovanissimo di canto a tenore e così fa parte tra le altre cose anche del coro della... sì. E poi anche lui ha la fortuna di incontrare Massimo Pizzalis. Ecco, bellissimo connubio che porta Fabio ad essere conosciuto in tante piazze della nostra isola. Quindi da questo duo cosa può nascere? Ballos cantados e comunque quei balli tipici da piazza di Teti. Melis Puddu qua a far festa a Meana Sardo.